Regione al lavoro per la ripartenza, per quella fase 2 che il mondo economico attende e auspica possa iniziare il prima possibile. Domani l'assessore Lanzarin presenterà alle parti sociali il master plan regionale con regole uguali per tutti che dettino le modalità per le riaperture, un piano che il Veneto intende mettere a disposizione della task force voluta dal Premier Conte. Il governo è già al lavoro su questo, ha specificato il governatore Zaia, che ha aggiunto il 4 maggio è la deadline, dovremo trovarci pronti con dispositivi e misure negoziate con i soggetti coinvolti. Non escludo che alcune attività potrebbero anche essere messe in una griglia di partenza, magari anche un po' prima. Guardate, oggi il vero tema è decidere se si vuole tenere chiuso tutto e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza. Ripartenze che con la stagione estiva ormai alle porte deve tenere in considerazione anche il comparto turistico. La volontà della Regione è quella di creare un piano ad hoc per il settore con regole per gli operatori, tema affrontato nell'odierna videoconferenza con i direttori generali. In base alle vostre località turistiche, sentite gli operatori velocemente, cercate anche lì di recuperare, il discorso che ho detto prima, indicazioni, perché facciamo anche un lavoro ad hoc sul turismo. La ripartenza che riguarda anche gli ospedali, ad iniziare da quelli no Covid. Stiamo già predisponendo, ve lo devo dire, l'abbassamento del livello di guardia su alcuni ospedali, non i Covid center, ma ospedali che comunque avevano anche Covid, e li riportiamo alla normalità da subito. Zaia è poi tornato a parlare dell'importanza delle mascherine, mostrando qual è il modo corretto per indossarle, ovvero coprendo bocca e naso. Con orgoglio poi il presidente ha parlato di uno studio su 130 pazienti che coinvolge la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata e l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare in collaborazione con l'Università di Padova e che sarà pubblicato su una rivista scientifica che tratta di una correlazione tra l'enzima che provoca il cancro alla prostata e quello del coronavirus. Si è vista una seria correlazione tra i trattati da cancro alla prostata con questo farmaco che inibisce ovviamente questo enzima e la malattia, cioè chi è stato trattato con questo farmaco, ve la dico in maniera molto semplice, in teoria non ha avuto problemi col coronavirus, perché sia il tumore alla prostata che il coronavirus utilizzano tutti e due lo stesso mezzo di trasporto, questo enzima. Il farmaco dunque utilizzato contro il cancro alla prostata potrebbe inibire anche il coronavirus. Questa potrebbe essere la chiave di volta, ha detto Zaia, che è poi tornato sul tema del premio al mondo della sanità. C'è la nostra disponibilità, ha chiarito il governatore, che però ha voluto ricordare come la mancata applicazione dell'addizionale IRPEF per 10 anni ha significato per un medico di media posizione il mancato prelievo in busta paga di 4.875 euro. Il premio noi lo vogliamo dare, sono i nostri eroi, tutto il personale. Io penso che anche le signore delle pulizie abbiano avuto un merito in questa partita. Un'ultima battuta è per le parole del leader della Lega Salvini, che alla domanda di Zaia come è possibile il Premier dopo questa emergenza ha risposto che potrebbe fare benissimo tante cose, è una risorsa per tutto il Paese. Io lo ringrazio per l'attestazione di fiducia e di stima, però è serio da parte mia essere e restare concentrato sul Veneto. Qui siamo davanti a una tragedia che è unica e il Veneto ne deve venire fuori assieme al suo governatore e assieme alla squadra.